Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica settimanale Qui Udine. Oggi l'apriamo parlando di bilancio di previsione appunto del Comune che chiude in pareggio a 248 milioni di euro, mantenendo invariati i tributi senza pesare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Dopo l'approvazione della Giunta dovrà passare al vaglio il Consiglio Comunale il prossimo 20 dicembre. Mantenuta l'addizionale IRPEF allo 0,2 per mille, confermato il piano degli investimenti, invariati sostanzialmente tributi, tariffe e spese per i servizi ai cittadini. Nessuna modifica per le aliquote IMU. Sono alcune caratteristiche del bilancio di previsione del Comune di Udine approvato dalla Giunta Comunale che pareggia 248 milioni di euro. Ora il bilancio di previsione dovrà essere vagliato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre. Questi numeri e gli investimenti che sono confermati in 57 milioni e mezzo, c'è una spesa, quindi una previsione di spesa in investimento notevole, tutti senza modificare la pressione tributaria, quindi non ci sono modifiche di aliquote, non c'è l'aumento dell'addizionale, quindi senza toccare le tasche dei cittadini udinesi, quindi cercando di utilizzare al meglio, è da mesi che si lavora per la formazione di questo bilancio, in maniera certosina, no, tutte le economie, i risparmi, i contributi, i trasferimenti e naturalmente le risorse che arrivano copiose dai cittadini udinesi, perché abbiamo entrate correnti di natura tributaria, contributiva per oltre 43 milioni di euro. Inaugurato a Udine il primo bosco urbano della regione. È stato realizzato nel quartiere Aurora, abitato da almeno 6.000 persone. In un'area di 3.000 metri quadri sono state piantate 2.000 piante di alto fusto che avranno il compito di purificare l'aria della zona. Le essenze piantate sono autoctone. È il primo bosco urbano della regione, sia per quantità di essenze arboree piantate che per le dimensioni dell'area, circa 2.000 piante di alto fusto su 3.000 metri quadri. È stato realizzato nel quartiere Aurora, dove vivono 6.000 persone. In questo modo pensiamo di dare un contributo all'ambiente, perché questi alberi assorbiranno l'anidride carbonica, la CO2 e restituiranno ossigeno e quindi la qualità ambientale migliorerà decisamente in quest'area della città. In più realizzeremo un altro bosco urbano a sud della città di Udine, in particolare in via Lumignaco, al posto dell'ex caserma Piave. Anche lì altro bosco, grazie ai contributi che riceviamo, in questo caso qui è stato realizzato da Arbolia, ha trovato 2 sponsor che hanno messo i soldi per piantare e gestire per 2 anni questo bosco. Il mix arboreo è stato deciso da un agronomo forestale che segue delle prescrizioni quali la scelta proprio delle piante perché siano autoctone, quindi tipiche di questo territorio. Arbolia quindi acquista, realizza l'impianto forestale e poi lo manutiene nei primi 2 anni di vita, che sono poi gli anni più critici, garantendo il pieno attecchimento del bosco. 20 scuole del territorio potranno beneficiare di un premio di 2.500 euro ciascuna per apportare migliorie alle proprie sedi grazie al progetto Digi e Lode del gruppo Era Est Energy, sostenuto dall'amministrazione comunale. Il concorso è stato presentato nella sede della scuola Valussi di Udine. Il Comune di Udine ha inteso, aderendo al progetto in collaborazione con il gruppo ERA, proprio di dare un ulteriore aiuto alle scuole della propria città, in quanto le scuole hanno già una loro dotazione chiaramente informatica, soprattutto le scuole medie, ma grazie a questo progetto potranno ulteriormente incrementare la loro dotazione
e soprattutto ora, molto importante, questo è molto importante perché in conseguenza della pandemia le scuole hanno veramente necessità di avere un maggior numero di dotazioni informatiche. Ecco, tra l'altro questa è anche un'occasione per mettere in competizione fra loro le scuole, poi spieghiamo, no, anche i contenuti. Dei clienti del gruppo ERA, in quanto ogni volta che un cliente attiverà un servizio digitale, che potrà essere la lettura digitale oppure la bolletta elettronica, ecco che il progetto riceverà un punto. Se poi il cliente sceglierà una scuola, primaria e secondaria di primo grado della scuola di Udine, ecco che la scuola riceverà 5 punti. Questa Energy su che cosa punta con questa sorta di concorso? Allora, un obiettivo è quello di digitalizzare, aiutare la digitalizzazione delle scuole, questo è un obiettivo importante. Direi che però l'obiettivo principale è quello di attivare comportamenti sostenibili, cioè accompagnare le comunità per le quali lavoriamo nell'adozione di quegli comportamenti che ci permetteranno di conseguire i goal al 2030 che prima sono stati ricordati. Sicuramente quindi l'adozione dei comportamenti digitali anche dai nostri clienti è un contributo concreto alla sostenibilità delle nostre aree e quindi assieme ad altri contributi che noi cerchiamo di dare sosteniamo questo percorso virtuoso. Quindi ogni buona pratica praticamente è un punto che poi viene moltiplicato più volte se inseriti direttamente. Ecco, mi spieghi questo passaggio? Allora, le buone pratiche sono premiate, questo è il principio del concorso. Buone pratiche, spieghiamo ai telespettatori. Faccio la lettura digitale, scelgo di non ricevere la bolletta cartacea, scarico l'app per gestire le mie utenze. Tutti questi comportamenti sono tracciati dai nostri sistemi e comportano l'attribuzione di un punto alle scuole del territorio di appartenenza dell'utenza. Quindi se io adotto uno di questi comportamenti scarico un punto sulle scuole del territorio del comune dove risiedo, anzi dove ho l'utenza. Detto questo, c'è l'ulteriore premialità se c'è la scelta da parte del cliente di indirizzare il premio nei confronti di una scuola che viene scelta come scuola di riferimento del nostro cliente. In quel caso vale 5 volte tanto il punteggio e in realtà il cliente non deve fare altro che adottare comportamenti virtuosi, tutto il resto viene fatto da un sistema di monitoraggio di cui noi disponiamo e che traccia i comportamenti dei nostri clienti, per cui non è complicato per le persone. Puntiamo molto sul fatto di innescare un ragionamento, una discussione, se possibile un contributo verso la sostenibilità da parte delle famiglie. Quante le scuole che potranno essere premiate? Allora, in palio sono 50.000 euro nel territorio che noi serviamo, che è il nord-est, che vuol dire 20 scuole che verranno premiate secondo la classifica. La prima erogazione di premi avverrà già a gennaio, alla fine del primo quadrimestre, la seconda erogazione alla fine dell'anno scolastico. L'eliminazione della carta e la digitalizzazione è un atto di rispetto per l'ambiente, è una battaglia insomma, che le scuole portano avanti da anni e quindi siamo felici di appoggiare e promuovere questa iniziativa perché va appunto in questa direzione, la digitalizzazione, l'eliminazione del cartaceo come superfluo e quindi il rispetto dell'ambiente che è uno dei temi trattati proprio nell'insegnamento di educazione civica. Sarà predisposto in base alle esigenze dei cittadini e il BC-Plan del Comune di Udine, la cui progettazione coinvolgerà associazioni presenti sul territorio e quanti intenderanno dare il proprio contributo con idee pratiche per mettere insieme in un'unica rete tutte le piste ciclopedonali della città. La prima volta Udine sarà dotata di un piano regolatore delle piste ciclabili e non solo. Si chiama BC-Plan, ma di fatto raggruppa tutta l'intenzione che ha la Regione nel sviluppare nel proprio territorio regionale, quindi nei comuni e a Udine in particolare, la serie di reti ciclabili che non sono solo quelle di carattere primarie, quindi FVG1 e FVG4, ma tutte le secondarie e quindi le diramazioni a reticolo che possono essere fatte in tutto il territorio comunale. Abbiamo fatto una fase d'ascolto
ascolto con tutti i quartieri. Questo ha portato ad una misurazione sul posto dei collegamenti tra le attuali esistenti, questa era una direttiva, e la creazione di una serie di ciclabili secondarie che portano ad un investimento di una quindicina di milioni da qui a 10 anni se si vuole sviluppare completamente il piano. Ovviamente assieme a questo tutte le serie di zone 30 posizionate nei quartieri, centro città, periferia e quartieri. È un documento importantissimo che viene adottato adesso, poi ci sarà un altro periodo di ascolto dopo le feste con tutti i consiglieri, associazioni eccetera, e poi verrà approvato il Consiglio Comunale alla fine del mese di gennaio. Sicuramente il collegamento casa-scuola e casa-lavoro è alla priorità di questo piano regolatore delle piste ciclabili. Tra le diverse iniziative previste a Udine per le festività natalizie spicca il concerto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine in programma il 23 dicembre alle 17 che sarà proposto in diretta anche dalla nostra emittente Telefriuli. Sul palcoscenico ci saranno 12 pianoforti per l'esecuzione di brani che spaziano dalla musica classica a quella moderna, da Mozart ai Metallica passando per John Lennon. Il Comune di Udine ha organizzato una serie di eventi per le festività natalizie a partire dal concerto in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 23 dicembre alle 17:30. L'ingresso è gratuito ma è indispensabile la prenotazione. Si vedranno 12 pianoforti diretti dal maestro Ferdinando Mussutto, una proposta sicuramente originale perché nelle composizioni classiche delle orchestre 12 pianoforti non sono previsti e sarà una cosa davvero originale e coinvolgente perché ci sarà musica di autori classici, Bach, Mussorgsky e qualche altro dell'Ottocento e del Novecento, ma anche John Lennon, i Metallica, ecco, per dire, è un programma abbastanza che a me incuriosisce non poco. Per il Capodanno si sta predisponendo tutto il necessario per garantire uno spettacolo pirotecnico silenzioso. I fuochi saranno lanciati direttamente dal castello. È uno spettacolo che contribuirà ad animare la città, a creare un clima comunque più gioioso, però nel contempo anche molto con grande osservanza di quelle che sono le norme, quindi per evitare assembramenti e con grande attenzione, quindi tant'è vero che verrà sottoposto anche ad un comitato di ordine pubblico a tutte le prescrizioni necessarie. E questa era l'ultima notizia, ci rivediamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, arrivederci.